La passione da padre e figlio nasce con l'evento di ammirare il proprio padre o la propria madre, dipende. E perché? Perché naturalmente mi sono cimentato anch'io da ragazzo. Io ho preso qualche lezione di canto con mio padre, infatti io sono regista e maestro di canto, dove io ho assorbito come una spugna tutto ciò che mi ha insegnato e ho avuto la fortuna di fare una tournée con lui in giro per il mondo, dal Giappone fino all'Europa e il Centro America, e ho visto come si preparava, come si scaldava la voce, come vocalizzava, che vita faceva, come si alimentava, e il silenzio soprattutto, perché era la base, perché parlare è la peggior malattia della gola, più del fumo e più del bere. E dunque con questo tipo di tecnica diaframmatica che si parlava appunto. Con il sindaco Riccardo Szumski, organizzare un concerto sinfonico nella Nuova Filanda è un impegno ma anche una promessa per la comunità. Ma è un grossissimo impegno, abbiamo sudato e stiamo ancora sudando, ma grazie agli artisti innanzitutto, grazie ai miei volontari, grazie all'impegno della struttura comunale e della famiglia del Monaco siamo riusciti a essere qui. Adesso dobbiamo passare al concerto, insomma, diciamo che il più è fatto. Sicuramente la valorizzazione della Filanda, perché merita lo spazio. Il nostro obiettivo è renderlo ancora più attraibile per concerti, per manifestazioni di qualsiasi genere, e questo, permettetemi di dire, è veramente un concerto di prestigio con direttori d'orchestra e cantanti di assoluto livello internazionale, quindi sono molto molto soddisfatto. E alla Filarmonia Veneta, insomma, che è un'eccellenza del nostro territorio. Oramai le orchestre sono quelle che sono, le riducono sempre di più. E il cantante dove canta? Agli angoli delle strade, a meno che sia uno beneficiato dalla sorte che, avendo per un qualche motivo una casa discografica o una grossa agenzia, e allora va, si fa per dire va. Ma gli altri devono tirare la carretta, come l'abbiamo tirata noi, ma era un'altra generazione, avevamo passione, voglia. La musica ci bruciava, io parlo per me ma anche per altri della mia generazione. La musica si viveva giorno e notte, pur avendo un lavoro, perché non ti puoi mantenere, devi spendere i soldi per le lezioni. Avevamo la musica giorno e notte nella capa, nel cervello. Con il direttore Manlio Benzi, qual è l'emozione di tornare a dirigere in Italia dopo tanti anni all'estero? Per la verità adesso non è questo il primo concerto con cui sono ritornato, direi un paio di anni, sono stato anche l'anno scorso in Fenice. Ma è un'emozione bella, anche dal momento che sono italiano, sono cresciuto in Italia, ho studiato a Parma, la terra di Verdi, e ovviamente ambizione mia come musicista e come uomo a lavorare per questo paese che tra l'altro ha visto nascere il bel canto che mi dà da lavorare in giro per il mondo, insomma, l'opera. Con il tenore Gianni Mongiardino, quali sono le prospettive per la lirica qui in Italia oggi? Prospettive, si cerca ovviamente di ritornare all'antico, cercando di mettere in funzione teatri che ad esempio fanno fatica ad andare avanti, e sono i teatri di tradizione da dove i giovani partivano per arrivare poi ovviamente ai teatri più grandi, che sono i cosiddetti enti statali, e ovviamente dove si fa una lirica di serie A, chiamiamola, no? Mentre i teatri di tradizione venivano chiamati teatri di serie B, ma che portavano, come dicevo prima, i giovani ovviamente a diventare poi i grandi del futuro. Come ci si può avvicinare oggi alla lirica, visto il passato glorioso che abbiamo alle spalle? Diciamo che oggi, se noi riusciamo ancora ad amare il teatro, non solo a chi lo fa, ma anche a chi lo va ad ascoltare, chi lo segue, lo dobbiamo sicuramente a un gloriosissimo passato, che questo passato è ancora prima di loro, dai tempi di Caruso indietro ancora, da secoli ci portiamo dietro un bagaglio culturale che ha permesso alle nuove generazioni, alle ere future, tra le quali la nostra, di appassionarci e di ricoltivare questo artigianato nobile, perché il canto è un artigianato nobile.
Questa crisi sta uccidendo soprattutto la cultura, oltre ad altri ambiti, alla sanità, tutto insomma, quindi però è sempre comunque un valore aggiunto, anche chi non farà il cantante, però è sempre una cosa bella, quindi sicuramente. Io ho fatto la cantante perché è una malattia di famiglia, però non è detto che tutti debbano farlo, insomma, quindi anche come hobby è una cosa molto bella comunque, quindi. La gente all'epoca faceva minimo, dopo 20 anni cominciavano a fare una carriera. Allora io ho assorbito, mi sono cimentato, volevo cantare anch'io, ho fatto 2 o 3 lezioni. In 3 lezioni mi aveva tirato fuori veramente la voce, solo che naturalmente io ero già impegnato, mia madre non voleva assolutamente che io cantassi perché voleva che io avessi un'altra professione, dice, su professioni estremamente difficili, e poi con un cognome che del genere sarà sempre il paragone eterno con il padre, ovviamente. Ora, una volta si faceva una carriera di 20 anni, minimo si incominciava a 20 anni, e dopo per farne 40. Ecco, oggi dopo 8 anni sono già in pensione. E purtroppo non è una provocazione, è una realtà. Questo è un messaggio che io lancio ai giovani.